partita e Giovanni Venuto di Messina, assistito da Antonino Spanò, anche lui di Messina, e Lorenzo Biunda di Trapani. Quasi tutto pronto per il calcio d'inizio, c'era qualche dubbio data la nebbia qui a Geraci Siculo, nebbia che veniva e andava, insomma le condizioni adesso ci sono, si può giocare, si può dare vita a questo derby dei 20 miglia, il primo nella storia tra Geraci e Super Giovane Castelbuono, dato che il Geraci in passato affrontò sia il Castelbuono sia la Castelbuonese, ma anche la Polisportiva Castelbuono, l'ultimo precedente nel 2019 in casa della Polisportiva Castelbuono. Tutti comodi, inizia Geraci Super Giovane. Non si passa! Il primo pallone viene gestito dalla squadra di Marandano, subito con Cardella, che però perde il possesso. Tre novità per il Geraci rispetto alla gara di ritorno di Coppa contro il Camarat. Ritorna Villar a centrocampo in fascia albanese, davanti c'è Velardi al posto di D'Agostino, mentre sono due i cambi per Marandano rispetto alla gara in casa del Gioiosa, sempre per quanto riguarda la gara di ritorno degli ottavi di Coppa. Ritorna Randazzo tra i pali e poi a sinistra gioca il classe 2004 Lo Monaco, che sostituisce lo squalificato Di Domenico. Oltre a Di Domenico, la Super Giovane deve fare a meno di Salvo, che contro il Lascari, l'ultima sfida di campionato della Super Giovane, era diffidato, ha preso il cartellino giallo e dunque è costretto a saltare questa partita molto importante, mentre lato Geraci, questa è l'ultima partita che salterà Valor. Oggi sconta la terza giornata di squalifica, assente tra l'altro Murò, che è un ex della partita, ce ne sono diversi tra l'altro in casa Super Giovane, a partire da Antista, che è uno dei titolari oggi. Subito fallo De Miere, allora si va con il calcio di punizione battuto dal Geraci. Coco dietro da Chiazzese,
Adesso Gnassi si deve affidare per forza Pecoraro, sbagliato il passaggio, rimessa super giovane. Cicero lascia tutto alla corsa di Marguglio per il cross, fermato il terzino classe 2001, calcio d'angolo. Alla battuta va Pietro Rosselli. Tutti pronti in area, parte Rosselli, primo palo di Assi di testa, alza in aria, poi intervento di Antista, quasi a fare male Marrone. Lo Monaco lungo in fascia, c'è Gonzales, il lancio lungo a cercare la corsa di Gailardi, spazio in alto Fili, in fallo laterale. Subito il Geraci si riversa dall'altro lato. Coco, Marrone protegge, ne ha due addosso, arriva però Rosone. Occhio sempre alla classe 93 che può uscire colpi importanti. Tra l'altro lui fu l'artefice della eliminazione del Geraci dalla Coppa di Promozione. Sempre qui il gol del 5-2 nella gara di ritorno del primo turno, poi il Geraci fu ripescato come migliore perdente assieme ad altre 4 squadre. Villar, vede la corsa di Gonzales, può avanzare l'argentino, Gonzales allarga Marrone, il cross sul secondo palo, troppo lungo per Velardi, già diversi punti questo derby, con un paio di avanzate da entrambe le parti. Cresce sempre di più il freddo qui a Geraci Siculo, eppure le condizioni di visibilità sono ottime rispetto a qualche ora fa, dato che c'era una fitta nebbia. Anche nel riscaldamento delle due squadre nessun problema. Serio, lui che con il Camarat ha trovato i primi gol stagionali anche in Coppa. Prima di quelle 2 partite aveva segnato soltanto all'interno del girone B, quindi soltanto in campionato. Molto bello il gol nella gara d'andata, l'ultima giocata dal Geraci qui al Santissima Trinità. Partita finita 2-0, poi 2-1 a Camarata la settimana scorsa, mentre la Super Giovane è andata ai quarti di Coppa pareggiando 2 volte con il Gioiosa. La regola dei gol in trasferta ha giovato alla formazione di Marandano per la seconda volta, dato che la prima fu contro il Geraci. Sì, occhio al controllo perché c'è Rosone da quelle parti, dicevo il pallone Rosone, pallone adesso di Butera al limite, passa in qualche modo, Gnassi libera l'area di rigore, rischia il Geraci, la presenza costante di Butera e Rosone all'interno dell'area. Ovviamente c'è anche quella di Simone Antista, che nel Geraci giocò dal 2015 al 2017, sia in prima categoria che in promozione. Sono passati un po' d'anni, 44 presenze e 18 gol in quella maglia. Avanza il Geraci, serio scontro addosso a Fili, calcio di punizione, c'è la munizione per Emanuele Fili, primo cartellino giallo della partita. Serio si è schiantato proprio sul difensore della Super Giovane. Già passati i primi 6, 0-0. Gara fino a questo momento equilibrata, ovviamente lunghissima.
Viene chiesta la distanza per la battuta della punizione. C'è soltanto Cardella che salta, non blocca la traiettoria, poi l'ultimo tocco è di Filì, che però si trovava in fuorigioco. Velardi lì in zona, c'era anche Pecoraro. Punizione che non ha portato frutti per la squadra di Mirto. Gonzales anticipa Rosone, Cocco verso Marrone, che tocco da parte di Rosselli, poi Gonzales viene fermato. Nuova punizione per il Geraci. Dicevamo primo precedente nella storia tra Geraci e Supergiovane. Ce ne sono stati 2 con la Castelbuonese, una vittoria a testa. Parliamo della stagione 2011-2012, era il girone C di seconda categoria. In quello stesso girone ci fu anche il Castelbuono, quindi un trittico abbastanza importante. Poi nella stagione 18-19, quando il Geraci militava nel girone A di eccellenza, sfidò 2 volte la Polisportiva Castelbuono. All'andata finì 3-0 a tavolino, perché all'88esimo ci fu un episodio abbastanza spiacevole tra un giocatore avversario e l'arbitro. Geraci vinceva 1-0, poi la vittoria a tavolino, pallone in mezzo, il gol da parte di Pecoraro. Il Geraci sblocca la partita in area di rigore, numero 7, esultanza alla TR7 per Filippo Pecoraro. Esultanza di Pecoraro che porta avanti il Geraci sugli sviluppi di questo calcio di punizione. È il primo gol stagionale per il centrale difensivo, e dire che l'attacco del Geraci, formato da Marrone, Serio e Velardi, ha segnato 35 gol in stagione. Pecoraro si va ad aggiungere al resto dei marcatori stagionali della squadra di Mirto, che ne hanno fatto di gol soltanto uno. Oltre a Pecoraro ci sono D'Agostino, Lo Cicero, Murò e Albanese. Poi tutto il resto viene affidato a Marrone, Serio e Velardi. Però in questa occasione ha segnato Pecoraro e ha sbloccato la partita. Dopo un avvio equilibrato potrebbe mettersi in discesa per il Geraci, secondo quanto visto nel corso di questa stagione, soprattutto qui alla Santissima Trinità. Anche in fattore dei gol subiti, l'unico nella partita contro il Mistretta fu il debutto nel campionato di quest'anno. Attenzione qui a Serio che fa una delle sue giocate, poi finisce giù, calcio di punizione. Geraci che di gol subiti ne ha presi questa stagione proprio dalla Supergiovane, ma lì era la gara di Coppa nel primo turno di ritorno, quel 5-2. Supergiovane all'andata aveva vinto 3-0 per i gol in trasferta, è passato al Supergiovane. Attenzione alla svirgolata di Antista, respinge Randazzo, pallone di Ignasi, lo alza Pecoraro, il suo era un tentativo di tiro, è uscito male però. Si stanno giocando ovviamente anche le altre partite
di questa 10ª giornata di campionato. Ieri ci fu il rinvio a Villarosa, ci doveva essere la sfida contro il San Fratello, partita ufficiosamente rinviata al prossimo mercoledì, gara che tra l'altro vi proporremo sul canale YouTube di Sportisili. Oggi in campo Mistretta Gorgonia Delia, Gioiosa Sant'Angiolese, anche la sfida tra Lascari Cefalù e Città di Casteldaccia sul campo del nuovo Santa Barbara a Cefalù. Calcio d'inizio anche di Aspra Castelluccese. Coco, serie di rimpalli, pallone arriva a Marrone che preferisce farlo scorrere, soltanto che c'è la segnalazione della guardalinee di fuorigioco. Lo Monaco contro Marrone, se la cava comunque il terzino della Super Giovane, il colpo di testa di Chiazzese, poi Villar largo da Bartolo Coco. Inizialmente sponda, corre serio, finisce giù, non c'è nulla. Altra segnalazione di fuorigioco. Colpo di testa di Antista, leva via poi Chiazzese e rimessa per la Super Giovane. Tacco di Butera, cioè che poi si spegne in parte Marrone, solito spazio lasciato lì in fascia. Gonzales 1-2 con Marrone, protezione di Mazzola, se l'ha rimessa dal fondo. Colpo di testa di Chiazzese, Gonzales la passa la testa, la rimessa per la Super Giovane con una battuta di Rosselli. Il fallo su Rosone, cartellino giallo anche per Gonzales, un ammonito per parte. Prima Fili, adesso Gonzales. Chiede spiegazioni da Geraci inizialmente, poi tutto si va a concretizzare con la battuta affidata a Pietro Rosselli. Pallone che scorre in orizzontale da Fili, lancio lungo un po' troppo lontano verso Antista, rimesso dal fondo per Demiere. Chiazzese, passaggio sbagliato, riesce a riceverla, poi il recupero di Rosone, il pallone in verticale verso Butera, la presa di Demiere, adesso sì, completamente l'azione della Super Giovane a recuperare quel pallone, una verticalizzazione che poteva far male a Geraci, poi Demiere è uscito, l'ha fatta sua. L'intervento di Cicero è falloso. Geraci tattico nel conquistare i calci di punizione, perché ne conquista in maniera molto distributiva nell'arco della partita, in modo da spezzare il gioco.
batte Serio, lui è espertissimo, in stagione lo ha dimostrato. Barriera 3, vediamo un po'. Qualcuno è anche pronto con il telefono a filmare l'ipotetico gol su punizione di Serio. Vediamo cosa va a succedere. Calcia Serio, che intervento di Randazzo! Grande parata questa, perché il pallone stava entrando a fil di palo. Ottima risposta di Giuseppe Randazzo. Ecco il calcio d'angolo, secondo palo, colpo di testa di Pecoraro, non va nessuno davanti alla porta. La protezione di Albanese, nuova rimessa. Serio, con il petto di nuovo da Albanese. Velardi, tanto c'è solo, larghissimo. Dall'altro lato, però che va nella zona di Piaccese, arriva Cocco verso l'interno, il passaggio da Gonzalez. Pecoraro, Serio la lascia passare, pallone verso Velardi, esce Randazzo. Pallone spazzato giù. Gonzalez morbido verso Marrone in dubbia posizione, poi un tocco con la mano, si continua. Coco gira, Serio, si allarga Albanese, Serio, il cross in mezzo, essere Randazzo con lo Monaco che è finito giù. La presa di Piaccese, rimessa laterale per la super giovane. Pallo Monaco, colpo di testa alla fine di Coco, la va a prendere Cicero, poi Gonzalez. Serio, corrono Velardi e Marrone, si trova Marguglio nella traiettoria del pallone. Sale Chiazzese, lancio lungo verso Cocco, troppa forza nel proporre questo pallone. Non la prende nessuno di testa con Gonzalez e Butera in zona. Adesso Gonzalez sì, che la prende, pallone verso Rosselli, lo propone lungo la fascia, sempre Coco a rispondere, ancora lo Monaco, pallone gestito da Antista, dietro Cicero, gira quasi d'esterno, ringrazia lo stesso Cardella che stava arrivando nella fascia, per vedere se sono scuse quelle di Cardella, anziché ringraziare il compagno, magari non si è fatto trovare pronto. Serio, ottimo il recupero di Cicero, c'è anche però Velardi a disturbare il pressing di Rosario Cicero. Coco verso Marrone, c'è prima lo Monaco che protegge, anche grazie all'aiuto del fisico, fa ripartire i suoi. Tanto è finito il primo tempo
tra Aspra e Castelluccese, partita iniziata alle 14:30. 0-0 il parziale. a Misilmeri, calcia Villar da fuori, pallone larghissimo. Tra gli ex in campo, oltre ad Antista, c'è anche Cicero, che abbiamo citato poco fa. Invece per gli ex che mancano a questo match, oltre a Murò, c'è Di Salvo, mentre Pappalardo in casa super giovane siede in panchina. Cicero che con il Geraci giocò sempre in promozione nella stagione 16-17, 20 presenze, 2 gol. Poi il passaggio alla squadra giallonera, mentre Di Salvo oggi assente. Ha giocato con il Geraci, ma nella formazione juniores si inserisce Serio, grande l'anticipo di Mazzola che ferma l'avanzata di Gioacchino Serio. Eccolo qui Cicero, il capitano di questa squadra. Pallone in profondità per Randazzo. Apprezza comunque il pubblico. Partita del Geraci fino a questo momento. Marrone si allunga il pallone, lo Monaco ancora a chiudere. Tutti attenti nell'attendere, scusando un po' il gioco di parole, il pallone calciato da Randazzo, prova ad inserirsi Rosone, fallo laterale. Lo Monaco, Rosselli, il servizio ancora per il centrocampista, pallone verso Cardella, Deniere, ha idee interessanti da super giovane, ma non riesce ad avere il possesso sempre. Serio, sterzata contro Marguglio, ancora Serio, cross dentro, c'è Randazzo. Cicero si gira Butera, impreciso però il passaggio verso Antista. Intervento di Velardi, falloso, c'è anche il giallo per lui. Abbiamo capito anche la linea arbitrale, già 3 cartellini gialli nell'arco di 26 minuti. Sono 2 per il Geraci, Gonzales e Velardi dopo quello ricevuto da Fili. Cicero guarda in prospettiva, colpo di testa di Coccola, prende Marrone, arriva da dietro Mazzola, poi Rosselli fermato giù assieme a Gonzales, giù ci finisce anche Cardella. Si continua secondo l'arbitro, poi Serio preferisce non prendere il pallone perché uno dei suoi avversari è rimasto giù. A terra Cosimo Cardella, classe 2003.
titolare anche lui nella sfida di ritorno contro il Gioiosa. 90 minuti pieni anche all'andata. Momento di pausa. Si rialza Cardella. Finito anche il primo tempo, una sfida del Lentini tra Mistretta e Gorgonia Delia, 0-0. Ancora nessun gol in questo pomeriggio di promozione nel girone B, ovviamente. Lancio profondo verso Marrone, troppo lungo. Rimessa per lo Monaco. Forse anche il vento a disturbare le traiettorie dei palloni. Adesso Rosone si muove Antista, pallone in orizzontale, lo voleva in verticale invece Butera. Ancora nessuna precisione invece per Marrone. Si gioca subito. Rosselli, lancio profondo verso Rosone. Ancora Rosone a fronteggiare Coco, sterza sul destro, cross in mezzo, non c'è nessuno sul secondo palo. Il colpo di testa a liberare di Pecoraro. Albanese, l'alzata, Velardi era lì. Non si intendono i due. Mazzola con calma, sale Rosone, Butera sponda Antista, Cardella calcia da fuori, debole. C'è stata per una deviazione e calcio d'angolo per la Super Giovane. Pallone in mezzo, secondo palo, colpo di testa sulla traversa. L'occasionissima per la Super Giovane, ma è stato commesso fallo in attacco. Che occasione per il pareggio. L'opportunità avuta da Rosone. Altro pallone profondo sempre verso il classe 93 che tocca dopo il passaggio di Coco, protegge Butera su di lui Gonzales, Cardella in mezzo a due, non arriva Rosone, Cicero destro sinistro verso la porta, cade giù assieme a Chiaccese, calcio di punizione per la Super Giovane. Posizioni interessanti, non siamo proprio al limite.
alla battuta Pietro Rosselli, che nella gara di andata dei 16esimi di Coppa contro l'Aspra segna un gol dal cerchio di centrocampo, molto bello. Adesso ci vuole provare su punizione. Parte Rosselli, il tentativo. Battuta da ripetere. Serio, c'è la corsa di Albanese, se allunga troppo il pallone, chiude Filì. Indicazioni dalla porta di Randazzo per i compagni. Sbaglio Villar, allora Rosselli, lancio lungo a cercare Artista, esce De Miere ai confini della propria area di rigore. Chiaccese lo fa viaggiare, Marrone avanza, Marrone, ci potrebbe essere dello spazio, preferisce passarla. Serio, pallone sul sinistro, Serio in diagonale fuori, l'occasione per Serio, la seconda della sua partita. (12 gol in stagione a segno da 4 partite consecutive). Pallone di Rosone verso Butera, Butera calcia nella direzione del primo palo, pallone alto. De Miere al rinvio lungo, ultimi 10 di questo primo tempo, fallo su Serio, cartellino giallo per Cicero. Due ammoniti per parte. Nel frattempo è tornato un po' di nebbia, ma in alto non è che va a circondare i giocatori in campo. Serio sbaglia il passaggio, la giocata di Rosselli, Rosone supera Coco, anche Marrone, c'è Gonzales, Rosselli, l'idea di passarla a Rosone ha funzionato, sale la super giovane. Lo Monaco, messa strana, una Butera che non lo capisce, Velardi, arriva ancora Rosselli, c'è Gonzales, Velardi, Serio, è andato incontro, ma il controllo in quella zona di campo era abbastanza difficile. E su Rosone, Rosone
falloso l'intervento rispetto al precedente. Altra punizione per i gialloneri. Maroscelli fischio dell'arbitro, pallone sul primo, c'è il tocco di Cardella, con il tacco ha provato ad indirizzarla verso la porta. Velardi, ancora Cardella, serve a Rosselli. Attenzione però perché c'è un pensiero contrastante tra assistente e arbitro. L'assistente aveva dato la rimessa alla super giovane, l'arbitro al Geraci. Cardella avanza in mezzo a due, c'è il passaggio, il pallone finisce agli avversari. Derby che si accende, pallone per Serio, spazio per lui, limite, allarga tutto da Velardi, si allunga il pallone, calcio di rigore per il Geraci, conquistato da Velardi e il suo scatto. La furbizia di Claudio Velardi, lui che i rigori li calcia e infatti andrà lui a battere. Super giovane che circonda l'arbitro per capire meglio sulla decisione. Velardi contro Randazzo. Velardi, la parata di Randazzo, Velardi ribadisce in rete il gol del Geraci, l'11° in stagione, 2-0. I tifosi vanno on fire dopo il gol di Velardi, la parata iniziale di Randazzo, poi non ha potuto far nulla l'ex Casteldaccia. Super giovane che ancora non si chiede il motivo della concessione del rigore. Rosone, nel passaggio verso Monaco che la mette in polvere, non c'è, scambia molto bene il Geraci, attenzione a Randazzo fuori dai pali, di voltissimo, Marrone non ne approfitta, un pazzo Randazzo, scusando la rima, uscito dalla propria area ma di tantissimo. Sei un pollo, Serio di testa, Velardi trattenuto dal proprio avversario, il calcio di punizione. Rosselli, Rosone, arriva lo Zales, poi Villar, molto bene. Pecoraro, Velardi, fascia, poi si vanno a scontrare Albanese Serio. Intervento falloso di Filì, occhio che lui è tra gli ammoniti.
Dai, Morro, con il mio portiere, ogni volta, vai! Tutto ok per VR. Velardi, serio? Stava andando al volo. Pallone lungo verso Butera, si aggroppa Gnasi, poi commette fallo. Cartellino rosso! Gabriele Butera. Butera che segnò nella scorsa gara agli HD Piraino contro il Gioioso in Coppa. È il secondo migliore marcatore della Super Giovane. Rosselli. Piangi! Falli che stanno diventando tantissimi in campo. Si chiede l'intervento della panchina per Pietro Rosselli, anche se si rialza da solo. Ne parla con l'arbitro, intanto la posizione si batte. Mazzola. Spazio per Rosselli. Cambia tutto a cercare Marguglio. C'è il colpo di testa a chiudere di Albanese. La rimessa, attacco di Antista. Subito ribattuto dagli avversari. Velardi in verticale, pallone per Marrone, 2 contro 2, c'è Serio, largo Marrone, pallone per Serio, il controllo, piazza Serio, Randazzo e lo Monaco in calcio d'angolo. Poteva fare sicuramente di più Serio, che sta avendo le migliori occasioni. Ha calciato debole sul portiere della Super Giovane. Parte Serio in mezzo, colpo di testa a liberare l'attacco di Gonzales su Rosselli. Gnasi, lo scambio poi non si va a capire col Chiazzese. Ormai dentro il tempo di recupero. Vedremo fino a quando farà giocare l'arbitro. Gran pallone di Serio, Marrone si libera di Lo Monaco, c'è il tiro e il gol di Marrone, crea 0 Geraci. C'è il gol da parte di Mirko Marrone, che ne fa un altro nella sua grandissima occasione con la maglia delle Geraci, la prima in carriera. Prende gli applausi, gli abbracci della gente. Marrone. Quattordicesimo gol quest'annata.
finisce il primo tempo 3-0 per il Gerati. I gol di Pecoraro, Velardi e Marrone in un derby dei Ventimiglia già indirizzato verso una sola direzione. La Super Giovane Castelbuono che inizialmente aveva dimostrato di portare il match sull'equilibrio, non è stato così. Il Gerati poi ha dilagato con i propri giocatori. Noi ci ritroviamo tra una decina di minuti per il secondo tempo di questa sfida. Partita fondamentale, quella che si gioca al centro universitario sportivo di Palermo, di fronte il CUS Palermo di mister Stefano Colombo e il Marineo guidato da Angelo Tomasello. Dopo alcune vicissitudini societarie la squadra è tornata anche a vincere sul campo. La gara si gioca sotto a un cielo che minaccia pioggia, con il primo tentativo dopo 3 giri di lancette e un calcio di punizione per la formazione ospite. Sul pallone si porta, neanche a dirlo, Ciccio Maggio con la sua proverbiale rincorsa, la conclusione di destro che si spegne però sul fondo. Settimo minuto, con ancora il Marineo che attacca sulla fascia di destra con la palla che da Leone arriva nel cuore dell'area di rigore. Arriva Sanyong che calcia col destro, impegna Carnevale. Subito si apre un duello che durerà per tutta la partita. Insiste la squadra in tenuta nera col pallone che arriva ancora in area di rigore verso Sanyong. Ancora una volta Carnevale si oppone e nega il gol del vantaggio alla squadra ospite, che attacca a testa bassa. Ancora sul versante di destra, questa volta con Mondino, accelera l'ex della Don Carlo Misimeri, che poi prova a stringere col sinistro sul primo palo, pallone sul fondo. Primo attacco da parte del CUS, subito pericoloso perché c'è un calcio di rigore, tocco di mano abbastanza maldestro da parte di Maggio, tiro di 11 metri per il CUS Palermo. Dal dischetto va Alioto, la concentrazione del centrocampista che si fa neutralizzare il pallone dal specialista dei tiri dei 11 metri, ovvero sia Lamin Sisei. E allora, come dice la più crudele legge del calcio, gol sbagliato, gol subito, cross da sinistra e gol da parte di Sainei Sanyong, che con la zampata anticipa i difensori, batte l'estremo difensore Carnevale e porta in vantaggio meritatamente l'Oratorio Marineo. Minuto numero 20, si sblocca la gara del CUS Palermo, che attacca adesso con la formazione di casa, con Cubi che mette al centro il pallone, colpo di testa sopra la traversa, c'è stata una lesione, calcio d'angolo, ma insiste ancora il CUS al minuto 28 con questa giocata per vie centrali, lo scambio che favorisce Sheriff, la parata sul primo palo, ancora attento Sisei. Poi veniamo ancora alla chiusura del primo tempo, senza particolari emozioni questi ultimi minuti della prima frazione. Si va negli spogliatoi con il Marineo in vantaggio per una rete a 0 e subito la squadra ospite che deve difendersi da questa conclusione di Fofana in avvio di ripresa al 13esimo, la parata in 2 tempi da parte di Lamin Sisei. Poi minuto 65, ancora un calcio di punizione per la squadra di Tomasello, va ancora una volta Ciccio Maggio sul punto di battuta, i soliti passettini, la palla che scende questa volta troppo tardi rispetto alle speranze del capitano del Marineo che poi va in contropiede. Minuto 67, l'avanzata, poi il tocco ancora per Sainei Sanyong e il gol del 2-0 da parte dell'Oratorio Marineo, che raddoppia a metà ripresa, gol pesantissimo nell'economia della partita, che spezza le gambe a un CUS che però ci proverà fino alla fine. Minuto 82, qui prova a respingere la difesa del Marineo, poi c'è questa sponda per Fofana, conclusione potentissima che però si perde sopra la traversa. Poi al minuto 87 ancora i padroni di casa che ci provano, con il Marineo che ormai tutto proteso all'indietro. Ancora una giocata con la conclusione di Mancina da parte di Scozzari, sfiora la traversa il giovane del CUS Palermo, che poi continua ad attaccare con la palla che viene respinta, poi riesce ad arrivare Nuccio, ma tocca malissimo. Da pochi passi poteva essere il gol che riapriva la partita, e invece è soltanto la rete che chiude le ostilità. 0-2, vince l'Oratorio Marineo, seconda vittoria consecutiva per gli ospiti. Amici sportivi appassionati di calcio giovanile, amici di Sportisini, buon pomeriggio e ben trovati al campo della Fincantieri di Palermo.
pronti per assistere alla sfida tra Fincantieri e Fortitudo Bagheria, recupero della 7ª giornata del girone B del campionato regionale allievi Under 17. La palla per Ribaudo, che riesce a girarsi, evita l'intervento dell'avversario, ancora Ribaudo, va al centro, colpo di testa e palla che si perde fuori col primo tentativo da parte della Fortitudo. È un 3-4-1-2 quasi per Di Fresco, intanto la battuta proprio di Tantillo, colpo di testa che non arriva, poi Mistretta, la palla rimane lì, conclusione salvata sulla linea, poi Scrimenti non riesce a ribadire e palla gol clamorosa nonché ripetuta per la Fincantieri. Si salva la Fortitudo che spinge con Ribaudo, Catanzaro sulle sue tracce, poi altra palla recuperata sempre dal numero 10 che mette al centro la Rosa, la respinta da parte di Presti Giacomo, opportunità ghiotta qui per la Fortitudo e la battuta da parte di Rotolo in qualche modo tocca Catanzaro, poi la palla rimane lì, attenzione a Ribaudo, fermato, poi Liga con il tiro, deviato, può arrivare Flamia ma c'è la chiusura da parte di Gaziano e questo è come un gol. Rimessa lunga, Scrimenti la gioca in avanti, Flamia controlla in qualche modo sulla pressione di Viviano e per l'arbitro basta così. Erano 2 i minuti di recupero, in ogni caso è 0-0. Poi può andare alla battuta lunga verso l'area di rigore della Fortitudo, l'uscita in qualche modo, poi Scrimenti, palla che diventa buona, Viviano rovesciata sopra la traversa, ha cercato il gol con gli effetti speciali. La battuta di Marino non è granché, colpo di testa da parte di Liga, può arrivare Ribaudo in posizione regolare, Ribaudo, tentativo ribattuto, poi Ribaudo la gioca accanto per la Rosa, salvataggio straordinario di Lobianco e palla in fallo laterale, è andata ad un passo dal vantaggio la Fortitudo, ma clamoroso errore di La Rosa. In realtà soltanto un difensore centrale sale all'interno dell'area, si tratta di Marino. La battuta verso l'area di rigore, proprio Marino di testa non riesce ad indirizzare verso la porta, subentra Rotolo che va a lungo alla ricerca di Bartolone con questo pallonetto, Fura forte arriva e non riesce a inquadrare la porta. Subito una palla gol enorme per il ragazzo entrato un minuto fa. I giocatori della Fincantieri che volevano un fuorigioco, qui Liga contro Viviano, si gioca Viviano, ingresso in area, il tocco per Cilio che sterza, Cilio al tiro, la palla bloccata da Morvillo, Cilio cerca Fazio, non lo trova, allora prova a ripartire la Fortitudo con il tocco sbagliato di D'Amico. Viviano, palla sul destro, ci prova, palla fuori, Lannino, c'è lo scontro che però favorisce la Fincantieri. Tantillo, scambio in aria, Tantillo, la palla che rimane lì e poi esce sulla scorta da parte di Morvillo, occasione potenziale. La chiusura di Leonardo, si gioca, attenzione alla ripartenza della Fortitudo, bravissimo a chiudere Marino e per l'arbitro può bastare così, finisce 0-0 il recupero della 7ª giornata tra Fincantieri e Fortitudo Bagheria.
Inizia il secondo tempo di Geraci Super Giovane Castelbuono, 3-0 dopo i primi 45 gol di Pecoraro, Velardi e Marrone. Questa sfida valida per la 10ª giornata del girone B di promozione. C'è stato un cambio nel Geraci, è uscito Gonzales, è entrato al suo posto D'Agostino. Per il resto i giocatori in campo sono quelli che hanno iniziato la partita dal primo minuto, con Geraci che si è schierato Non è uscita! il 3-5-2 e che adesso continua la sua permanenza nella metà campo avversaria. C'è questo cross, la presa di Randazzo che lui parò il calcio di rigore a Velardi, poi Velardi ha ribadito in rete, quello lì fu il 2-0. Si può dire che il Geraci Ma che ci vuoi? di rigore. Il pallone comunque è stato in aria, ha messo dentro lo stesso Velardi. Geraci con Demieri in porta, Chiazzese, Gnassi e Pecoraro in difesa. Potrebbe essere adesso un centrocampo a 4 con Albanese, Villar, Serio e Coco. Là davanti il tridente composto da Marrone, Velardi e D'Agostino. Proprio Marrone si muove in fascia a fronteggiare Marguglio. Ancora Marrone, gira dietro. Tira, Villar. Si va dall'altro lato con Coco, il cross in mezzo tra la traversa. Adesso un po' di brividi sicuramente a Randazzo che copre i pali della Super Giovane Castelbuono. Poi 4-4-2 per Salvatore Marandano. Vedremo se entrerà nella ripresa l'allenatore giocatore dei gialloneri. In difesa ci sono Marguglio, Mazzola, Filì e Lo Monaco. Centrocampo Rosone, Cicero, Rosselli e Cardella. L'attacco è formato da Antista e Butera. Di solito Marandano o gioca gli ultimi 25 minuti oppure gli ultimi 10, vedremo un po' oggi. Magari si limiterà a gestire la sua squadra dalla panchina. Tacco di Serio, pallone per Albanese, ma c'è stato il fallo su Marrone e c'è la doppia ammonizione per Cardella, che era già stato ammonito. Super Giovane Castelbuono in 10. Espulso Cardella per doppia ammonizione. Vai, sei forte, Renzi, sei forte! Lascia il campo dunque Cosimo Cardella. Intanto viene fuori un po' di nebbia. Si oscura un po' la visuale. Serio voleva l'imbucata magica per qualcuno. Pallone diretto a Randazzo. Questo è un duro colpo per la Super Giovane, perché sotto di 3 gol si ritrova anche in inferiorità numerica a inizio ripresa. Gara che potrebbe diventare anche ancora di più nervosa. Intanto dagli altri campi c'è l'1-1 che sta reggendo tra Mistretta e Gorgogna Delia. Parlando di squadre che sono lì sopra in classifica, situazione che
riguarda soprattutto la super giovane Castelbuono, perché il Geraci è primo con i 3 punti oggi, salirebbe a 25, l'Aspra sta pareggiando attualmente contro la Castelluccese 0-0, quindi la squadra di Mirto allungherebbe a +9. Vai che sono un quarto, vai! Ecco se ne può affrontare la scena. Ferruccio, che pensiero! Calcio d'angolo per il Geraci, con la battuta affidata al solito Serio, pallone in mezzo, Randazzo con i pugni, Butera, niente da fare, Marrone aveva trovato il varco, si è trovato davanti gli avversari, avanza Rosone, ancora Rosone in mezzo a 3, Rosone, il passaggio per Butera, alla fine fermato, passaggio in verticale, occhio alla gestione, Velardi, porta vuota, c'è il gol, c'è il 4-0, la super giovane in difesa, commette l'errore, uscita dal proprio portiere, Velardi, la doppietta e porta sul 4-0 il Geraci. Per il Geraci, continua a segnare, doppietta per Velardi, così come nella gara di Castel di Lucio, l'ultima giocata in campionato dalla Geraci, vinta 4-2, anche lì ci fu un calcio di rigore trasformato da Velardi, oggi l'ha sbagliato ma alla fine è cambiato poco. Questo è il 12° gol in stagione, il 10° in campionato. Butera cerca di rispondere in qualche modo alla super giovane, sponda per Butera, allontana Chiazzese, pallone alzato, colpo di testa di Fili, alla fine il Geraci ricomincia da capo. Ma chi c'ha muto? Rosselli, un po' di giri in mezzo al campo, l'alzata di Lomonaco, sponda, Rosone può calciare, tiro respinto immediatamente da Chiazzese, è stato commesso però fallo in attacco dalla super giovane Castelbuono. Che stanno guardando? Albanese, Villar dietro da Pecoraro, Gnassi, lancio lungo, spazza alla fine Mazzola. Marguglio in zona a guardare la battuta delle Geraci, poi Villar si va a prendere un calcio di punizione.
Attenzione perché quella è la mattonella di Serio. Strano come oggi non abbia ancora segnato. Questa è l'occasione giusta. Parte Serio! Oltre la traversa. Era una delle sue traiettorie, perché il pallone a un certo punto ha girato. Vale a capire però. Gioco che si ferma, c'è un doppio cambio nella casa super giovane, anzi no, perché Pappalardo ancora deve riscaldarsi un altro po', entra Guarnieri. Inserimento a centrocampo per la super giovane Castelbuono. Cambia tutto Rosselli. La giocata di Rosone. Rosone cade giù. Non c'è nulla secondo l'arbitro. Marrone. Il pressing asfissiante di Mazzola e Cicero. È rimasto giù però Salvatore Rosone. Uno dei giocatori più attesi di questa partita. Nel frattempo l'arbitro va a chiarire una situazione con entrambe le squadre protagoniste. Si va con la battuta, la rimessa laterale. Pecoraro guarda in profondità, taglia. Alla fine c'è il recupero di Guarnieri, fermato da D'Agostino. Pallone messo in mezzo verso Velardi, scorre Serio, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Geraci, secondo di questa partita, guadagnato da Serio. Adesso vedremo se batterà Serio Velardi. Serio lascia la battuta a Villar. Molto altruista Serio qui. Che oggi ha concesso la fascia da capitano a Chiazzese. Altra opportunità dal dischetto. Ancora di la portiera, Per il Geraci. Il primo rigore è stato fallito. Comunque Velardi ha segnato. Adesso vediamo un po'. Franco Villar. Villar! Il 5-0 del Geraci, il randazzo c'era vicino. Villar ha trovato l'angolino. Primo gol italiano per Franco Villar. Calcio di rigore. Un derby abbastanza importante. Geraci sempre di più in discesa.
Eccolo qui il momento di Pappalardo. È uscito anche Randazzo, entra man mano. Un bel pomeriggio, sta rientrando direttamente dentro gli spogliatoi il portiere della Super Giovane, molto arrabbiato. È uscito Antista, al suo posto Pappalardo. a 0 dunque per il Geraci, a segno anche Villar. Cambio anche per Mirto, è entrato Damiano Lo Cicero, icona di questo paese. Vai Damiano! Vai che ce l'ho, Damiano! Avanza il Geraci che non si stanca mai, Marrone fuori. È scialato questo pallone. È stato Velardi a lasciare spazio a Lo Cicero. Di solito viene a contribuire negli ultimi minuti, adesso una mezz'ora buona per lui, anche perché il risultato lo assiste. Eccolo Lo Cicero, il primo gol della sua partita, tante stagioni con la maglia del Geraci a più riprese. Più uomo spogliatoio che Vai Franco! figura titolare. Bravo Damiano! Villar, l'arbitro però ferma tutto. È stato un cartellino giallo proprio per Lo Cicero. La 75. Questa maglia anche ai tempi della seconda categoria con il Geraci una decina di anni fa. Ha giocato anche qui vicino con la maglia delle Petralia Soprana, anche in quel caso in seconda ma anche in prima categoria. Ex tra l'altro di San Mauro Castelverde. Bella! Pecoraro profondo, la presa di Dario Mammano, il nuovo portiere per oggi della Super Giovane, che di solito fa il secondo a Randazzo. Lui è partito titolare nel 2-2 contro il Gioiosa in Coppa, classe 2006, veramente giovane. Suo coetaneo in campo c'è, è Coco del Geraci, fa parte stabilmente però della formazione juniores della Super Giovane Castelbuono, prima di vestire giallo-nero, le esperienze con Sporting Cefalù
e nell'Accademia delle Basse Madonie. Adesso le prime esperienze con la prima squadra. Pappalardo a fermare Lo Cicero, pallone che arriva a Serio, vince anche il rimpallo. Serio, pallone largo, Lo Cicero, la finta di Lo Cicero va avanti contro Mazzola e finisce giù a commettere fallo. Risentite i tifosi del Geraci che a ogni giocata di Lo Cicero applaudono, insomma, lo assistono anche con quel filo di ironia. Un'ironia ovviamente amichevole. Risultato tempistico 6-0. Può vedere che ancora più 5. Stai giocando ancora. Orgoglio. Le finte provate da Rosselli. Rosone contro Villar, lo sfida il giocatore della Super Giovane. Si torna indietro da Fili. Errore in traiettoria del recupero di Rosone. La giocata su Serio, avanza Rosone mettendo giù Serio, poi va a fermare tutto Villar. Serio taglia il campo a cercare Lo Cicero. Il Geraci cerca anche un gol da parte sua, lo ha fatto uno nel 6-1 in casa del Gioiosa all'inizio del campionato. In zona c'era anche D'Agostino che ancora non si è messo in mostra dopo essere entrato in avvio di secondo tempo. Altro cambio invece per la Super Giovane Castelbuono. Esce Cicero che consegna la fascia da capitano a Pappalardo che a sua volta la gira a Mazzola. Entra Gennaro. Anche in questo caso un rinforzo in mezzo al campo. Dentro dunque Vincenzo Gennaro, classe 99. Villar, finito il lancio a cambiare gioco Albanese. Oggi con Coco si è scambiato la fascia. Albanese ha giocato prevalentemente a sinistra, mentre Coco dall'altro lato a destra. E Cicero alzata, forse era in fuorigioco D'Agostino. Villar arriva a recuperare il pallone, gira per D'Agostino, se la sistema sul sinistro, oltre l'incrocio del suo tiro. In tanti vogliono unirsi a questa festa del gol. Grande assente Serio, poteva realizzare il 5-0 ma quel calcio di rigore lo ha affidato a Franco Villar. Eccolo qui Serio, uscita palla al piede di Fili, arriva Serio all'improvviso. Pappalardo mette giù D'Agostino, tutto ok per l'arbitro, si continua, Lo Cicero va avanti, Pappalardo si riscatta un po' la giocata di Rosone, si avvicina in mezzo al campo per Serio, alla fine perché lui è recuperato.
Dai, batti tu! Agostino per Marrone, un po' largo, d'esterno voleva Serio a fermare tutto, la difesa della super giovane. Avanza Rosselli, scivolatona di Villar. Marrone, pallone per lo Cicero che gira lato, troppo lungo per Serio. Poche idee per la super giovane Castelbuono. Bravi! Dimostra questo giro palla in difesa. Pappalardo fermato da Marrone. Cicero. Pappalardo è scivolata. Cambio pronto per il Geraci. Esce Piazzese. In realtà una riserva. Alla fine colui che esce è Pecoraro. Al suo posto c'è il debutto in campionato per Marco Ferrera. Tornato Geraci. Guardando, in realtà aveva già debuttato in campionato contro la Castelloccese in trasferta. Debutto in casa. Pallone in mezzo, dal limite Serio, centro del 6-0. Eccolo qui, Gioacchino Serio. Mancava solo lui. Ha fatto un altro nella sua stagione. Suo ritorno a Geraci, il 13° gol tra campionato e coppa. Quinta partita di fila segno. Frattempo è finale a Misilmeri, l'Aspro ha vinto all'88° contro la Castelluccese 1-0, il gol di Giglio decisivo per la vittoria. Cambio nel Geraci, entra Saidi al posto di Chiazzese. Quindi la distanza in classifica tra Geraci e Aspra rimane quella di 7 punti. Aspra che con questa vittoria sale a 18, Geraci a 25. Nel finale invece a Mistretta, 1-1 tra Mistretta e Gorgonia Delia. Non è una buona notizia questa per la super giovane, perché
la Gorgonia adesso da un punto si distacca dai gialloneri a 2, che comunque fanno un gruppo di squadre in zona playoff dove i punti di distanza sono veramente pochi. Che c'è? Ormai partita che non ha più nulla da dire. 6-0, risultato molto pesante. È la terza volta in stagione che il Geraci segna 6 gol all'interno di una partita. Avevamo parlato del 6-1 in casa della Gioiosa, qui alla Santissima Trinità ci fu il 6-0 al Villa Rosa alla sesta giornata. Ancora manca un quarto d'ora per fare il record stagionale. I presupposti ci sono per fare almeno un gol in più rispetto adesso. Tanto sei lì a superare gli avversari. Pallone troppo lungo per D'Agostino. Super giovane che invece di sconfitte pesanti ha subito soltanto il 5-2 nella gara di ritorno del primo turno in Coppa proprio dal Geraci, mentre aveva conquistato una vittoria larga al posto di una sconfitta, il 5-0 alla quinta giornata contro la Sant'Angiolese. Ormai con la vittoria sul Geraci al primo turno d'andata al Failla, un lontano ricordo. Guarnieri, Rosone se la porta sul sinistro, supera un altro avversario, Agnassi davanti, la tocca Rosone, tutto ok, alla fine no, e c'è stato il fischio da parte dell'arbitro. Poi Rosone perde tempo nel riconsegnare il pallone agli avversari. Non me la sento, non ho detto perché tenevo un portiere. Gira palla, il Geraci in difesa, prossimo turno a Marineo, sempre nella provincia di Palermo, in casa della città di Casteldaccia. Anche in quel caso si parla di un campo in erba sintetica, perché nei contesti dilettantistici non è un fattore che si dà per scontato. Invece la super giovane cercherà di rifarsi a casa sua contro l'Aspra, che ha già buttato fuori dalla Coppa Italia di promozione ai calci di rigore, ai 16esimi. Era finita 2-2 sia all'andata sia al ritorno nei tempi regolamentari, poi 9-8 dopo i calci di rigore. L'errore decisivo di Pirrotta, ex Vittoria. Sorteggi invece dei quarti di finale che saranno martedì mattina alle ore 11, quindi
si sapranno le avversarie di Geraci e Super Giovane Castelbuono, e chissà se ci potrebbe essere una sfida nuova tra queste due squadre nella stessa competizione. Di squadre palermitane ne abbiamo 3, con il Partinico Audace che gioca nel girone A, quindi per variare una tra Geraci e Super Giovane potrebbe beccare il Partinico Audace, sarebbe, diciamo, la cosa più giusta, se no si ripresenterebbe la stessa sfida del primo turno, mentre la palermitana che resta dovrà farsi una trasferta in un'altra provincia. Ammonito Pappalardo. Cambio nel Geraci. Esce Marrone. Entra Cigno. È tornato a segnare Marrone. Suo il gol del 3-0. Segnava dall'8ª giornata, dal 3-0 contro il San Fratello. È ritornato a segnare in Coppa, oggi l'ha fatto anche in campionato. Ferrera e Cicero, la girata, non c'è tanto spazio, poi è costretto a servirla dietro. Geraci che ha esaurito i cambi 5 su 5, la Super Giovane ne ha ancora uno a disposizione. Tra i disponibili c'è Marandano, che a questo punto non sembra subentrare. Insieme a lui Di Bernardo, La Grua e Gentile. Invece nel Geraci sono rimasti in panchina Keita, secondo portiere di oggi, alla prima convocazione in campionato. C'è anche il terzo, Giaconia, e poi Aversa e Pisacreta. Sembra proprio che la Super Giovane voglia tornare a Castelbuono. Sono alla fine i subentrati alla panchina che cercano di proporre qualcosa in più. Inquadrato anche Gentile, entrato poco fa, ha da discutere con lo Cicero. Conseguenza anche la Super Giovane ha esaurito i cambi. Che ritorna nella zona di Filippo. Poi si aspetta soltanto il triplice fischio. Con l'esterno Gennaro trova Seghi. Geraci che così
aggiunge un altro tassello nel suo percorso Quando ha fatto un ballo ma poi riscatta. che punta al ritorno in eccellenza dopo quella iscrizione mancata, la ripartenza dalla prima categoria, il salto in promozione, un primo posto che viene mantenuto a 25 punti, a più 7 dalla seconda. Questa qui è la sesta vittoria consecutiva, salvo imprevisti veramente giganti e surreali. 14° risultato utile di fila. Questa striscia 12 vittorie e 2 pareggi. Una squadra che ha perso soltanto al debutto stagionale proprio contro la Super Giovani in Coppa al primo turno d'andata, poi non ha più perso. Questa è una piccola macchia assieme all'eliminazione sul campo dalla Coppa, poi la grazia un po' nei confronti della Lega del ripescaggio come migliore perdente. Si continua da fuori il tiro alto di D'Agostino. Sei bravissimo, 19! Sei bravissimo! In linea generale ci avviciniamo anche alla fine del girone d'andata, perché mancano 3 partite esclusa questa giornata. Geraci che dopo la sfida in casa della città di Casteldaccia affronterà la Sant'Angiolese qui alla Santissima Trinità, poi avrà la trasferta di Delia contro la Gorgonia. Anche quello lì sembra essere un match interessante, però lo abbiamo visto oggi, prima contro quarta 6-0. Mentre la Super Giovane, dopo aver ospitato l'Aspra, ci sarà la trasferta di Villarosa e poi l'ultima gara in casa della girone d'andata contro la Pro Falcone. Ovviamente in mezzo ci sarà la gara doppia dei quarti di finale di Coppa. Non si fa altro che aspettare il triplice fischio da parte dell'arbitro. Ci prova la Super Giovane, pallone di Gennaro, esce per poco, Gentile, ancora Gennaro, è rimessa dal fondo, ultimo tocco è giallo-nero. Ultimo minuto, pura formalità, la partita è chiusa già da un po'.
Sì. Evitando Gennaro, si va da Ferrera dietro da Villar, il pallone per Lessici, 6-0 Geraci sulla super giovane Castelbuono. Derby stravinto dalla squadra di Virtio, e così sale a 25 punti in classifica, sempre a più 7 dalla seconda. Percorso che continua verso l'eccellenza, messaggio chiaro e quante le avversarie di questo campionato. L'atmosfera. Imogeni e Rossi. Una festa infinita al Santissima Trinità, un altro successo del Geraci, l'ottavo in questo campionato. Pareggio in casa della Pro Falcone, turno di riposo per arrivare a 10 giornate ormai trascorse. Si è preso in braccio serio. Oggi non ha fatto la sua solita partita. Ha comunque segnato l'ultimo gol, ha concesso la battuta del rigore a Viale. I tiri non sono mancati, anche sul calcio di punizione. È stata una vittoria più di gruppo, perché a parte la doppietta di Marrone, poi i marcatori sono stati diversi. Pecoraro, Marrone, la doppietta era di Velardi, pardon, poi il gol di Villar su calcio di rigore. Prossimo match del Geraci in casa della città di Casteldaccio, super giovane che ospiterà l'Aspra, e tutto dalla Santissima Trinità. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.